Buonasera a tutti, benvenuti all'ippodromo del Savio di Cesena. Prossimi al via i partecipanti alla prima corsa ed è la prima delle 4 semifinali del Tommaso Grassi Award 2025. La sfida tra i migliori guidatori d'Italia che si danno battaglia in questa prima corsa che sta per partire. 3 anni al via. Partiti. Sbaglia Gaia Alter, al comando Gwendalina Trio, che è molto svelta, prende l'iniziativa all'imbocco della prima piegata. In seconda posizione c'è Ginger Gad, di fuori al momento Greco TRGF Risaia che precede Gazzi Mill, lungo la corda Gary Cooper SM, ha sbagliato Ginger Gad, 200 metri iniziali in 14,9 da parte di Gwendalina Trio. Greco TRGF Risaia cerca di farsi posto alla corda ma non lo trova per l'inserimento di Gary Cooper SM. Riprende in mano allora Alessio Di Chiara. In quarta posizione c'è Gazzi Mill che ha spostato al largo, guadagna una posizione dentro, così Grace Kelly Matley. 33 per i primi 400 di gara, con Gwendalina Trio a guidare le operazioni. In seconda posizione c'è Gary Cooper SM, all'esterno Greco TRGF Risaia con in scia Gazzi Mill. Terza pariglia per Gelso Moro P. E terza alla corda Grace Kelly Matley che precede Guinness Matley. Passaggio agli 800 metri di gara in 1-2-7 con Gwendalina Trio che prosegue in vantaggio. Greco TRGF Risaia che è costretto dal primo metro al largo. Prova a non farsi intimorire dallo scomodo percorso scoperto. Gary Cooper SM sempre allo steccato, in pariglia Gazzi Mill, non cambia nulla, chilometro in 1:18,4. Con Gwendalina Trio che prosegue baldanzosa al comando. Per il momento viaggia facile l'allieva di Mario Minopoli, a 400 dal palo, la retta di là in 14,8. Muove in terza corsia Gazzi Mill sul calo di Greco TRGF Risaia. In corda Gary Cooper SM, ma adesso Gwendalina Trio fa sul serio. Ha scavato un paio di lunghezze tra 6 rivali e se le porta all'ingresso della dirittura d'arrivo. Gwendalina Trio in vantaggio, Gazzi Mill che prova ad andare al suo inseguimento insieme a Gelso Moro P. Gwendalina Trio è in vantaggio, la camminata è quel che è. Gwendalina Trio nel finale taglia il traguardo per prima nei confronti di Gazzi Mill e poi Gelso Moro P. Gwendalina Trio e Mario Minopoli primi sul traguardo. Il training di Marco Azzaroni, colori della scuderia Trio, e l'andatura è da andare un attimo a rivedere. E così taglia il palo per prima Gwendalina Trio nei confronti di Gazzi Mill e poi di Gelso Moro P.